Salve a tutti, buonasera, ciao Massimo, ciao. Ciao Marco, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, questa puntata nostra sarà strana, quella di oggi, quella di stasera, perché è una sorta di Elsa Poppin faremo, voglio dire, con la scusa della commedia sofisticata che l'abbiamo fatta entrare proprio nel giorno del 14 febbraio che è San Valentino e tutto quello che è, ma insomma cercheremo anche di scherzarci sopra su questa cosa. Dico Infatti, bene, intanto Massimo? andiamo con un buon San Valentino a tutti quelli che ci seguono e non solo, e soprattutto alle donne. E poi io mi chiedevo in questi giorni perché il mio socio, come diciamo locandina di questa puntata in diretta sulla commedia sofisticata, aveva scelto un campo lungo, una fotografia con una chiesa. E mi diceva, ma questa chiesa perché? Siamo diventati all'improvviso clericali? È una puntata liturgica? Mi chiedevo il perché, allora gli ho fatto delle domande, lui mi ha spiegato in maniera dotta, io che sono ignorante cronico, perché questa cosa non la sapevo, che cosa mi ha spiegato, perché hai scelto questa locandina? Allora, perché infatti anche sul testo del post si scherzava di questo, e cioè noi dicevamo che cosa c'entra la commedia sofisticata americana con il santo patrono di Terni. Il santo patrono di Terni, chi è umbro lo sa, è San Valentino. E quindi da qui la foto che vedevate era la basilica di San Valentino, quindi c'era questo gioco qui. Ma poi andando a cercare un po' un attimo le questioni di San Valentino, ho visto che dal punto di vista cinematografico è anche molto strano. Ho trovato delle strane coincidenze, credo. Ovvero, allora, per iniziare vi faccio vedere questa sequenza, che è la sequenza di un film che probabilmente conoscono un po' tutti, voglio dire, anche perché è rimasta storica in qualche modo, soprattutto tra i giovani. Allora, un attimo che devo far partire il video, un attimo solo, eccolo qui, vado di là. Guardate cosa ci enuclea il nostro Testoni, che mi ha lasciato così. Allora, questa è una scena tratta da 3 metri sopra il cielo, no? Di Moccia? Di Federico Moccia. E questo che avete visto è il Ponte Milvio, quello che è conosciuto ormai in tutto il mondo, no? Dopo i film di Moccia, come il Ponte dei Lucchetti, in qualche modo. Adesso però non ci stanno più, l'hanno tolto perché stava venendo giù quel palo. Ma al di là di questo... si sono abbaciati, dai. Ok, diciamo che adesso... qual è la particolarità? Che San Valentino, il santo, proprio è un martire. Ora vi leggo un po' la sua storia. Secondo alcune fonti, San Valentino sarebbe stato giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che invece era pagano. La cerimonia avvenne in fretta perché la giovane era malata. I due sposi morirono insieme proprio mentre Valentino li benediceva. Per questo motivo, per il fatto che celebrò un matrimonio tra un cristiano e un pagano, San Valentino fu decapitato, ucciso. Ma dove fu decapitato e ucciso? Voi vi chiederete? A Ponte Milvio. Vicino ai Lucchetti. Cioè, nei pressi di Ponte Milvio. Quindi la cosa è singolare che il santo degli innamorati è stato praticamente giustiziato proprio lì, e quindi questa è la ragione. Dai. Ragazzi, ma questa cosa mi ha scioccato per un'intera serata perché non me l'immaginavo. Io ancora cercavo di capire perché c'era la chiesa, la basilica. Hai visto come è dotto il mio socio? Ma quindi noi oggi non parliamo né di ponti né di lucchetti, anche se diciamo ci azzeccano pure, ma parliamo di che cosa? Di commedia sofisticata hollywoodiana, anni 50 e 60. Quale miglior modo per festeggiare la giornata degli innamorati con i migliori film che magari da molti sono stati dimenticati e altrettante migliori colonne sonore della storia della settima arte. E qui io e il mio socio ci siamo veramente sfantasiati, anche se in realtà magari qualcosa sarà abbastanza banale come citazione, come film. Ma che ci importa, che ci importa? Cappati, dai. E tra l'altro oggi avremo anche degli ospiti speciali che non saranno soltanto compositori come nel nostro caso, nel nostro solito, ma saranno anche amici e parenti.
di vecchie ma non diciamo altro, dai, a sorpresa, dai. Quindi perché abbiamo parlato della commedia sofisticata oggi? Quale miglior modo per festeggiare il grande cinema e le grandi colonne sonore, soprattutto da un punto di vista non solo romantico, ma anche proprio sofisticato. Cioè i film che tratteremo stasera, e molto velocemente con relative colonne sonore, ovviamente hanno segnato un'epoca, ma ancora oggi sono di una modernità, perché vi parleremo di film. Ma li citiamo? Li cito? Dico qualcosa? Sì, perché abbiamo fatto il giochino, no? Adesso poi lo chiediamo anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Cioè, non possiamo fare vedere, allora, intanto dietro di me ci sono due icone del cinema della commedia sofisticata, vorrei dire, qui Audrey Hepburn e qui Marilyn Monroe. Ok, non si vedono benissimo, però sì, ok. Ecco, spero che li vediate lì in alto, che mi sovrastano. Ma parleremo di film di cui io posseggo colonne sonore, DVD come al solito. Ma guarda, già vi faccio vedere tre DVD neanche a caso. Guarda, una è una commedia sofisticata per eccellenza, Colazione da Tiffany. Allora, diciamo già una cosa: quello è il film più amato dai compositori, nel senso, ogni volta che chiediamo a un compositore qual è il brano, la movie song, la canzone originale che ti è più piaciuta, rispondono sempre, o almeno il grosso risponde Moon River. Quindi evidentemente è un brano che è rimasto nella testa, nelle orecchie di tutti quanti. Ed ecco lì l'immaginario collettivo. Le colonne sonore di Colazione da Tiffany, una è quella storica, che è questa qua, che alzo, e questa qua invece è quella che è stata poi pubblicata un po' di tempo fa nella versione integrale, quindi con tutte le musiche originali e quelle che si ascoltano nel film nell'ordine cronologico di Harry Mancini, italo-americano, di cui abbiamo fatto un bellissimo monografico, vorrei dire. Ma non si vive di solo Colazione da Tiffany, ovviamente di Black Edwards con una Audrey Hepburn e George Peppard di una bellezza folgorante, ma vivremo anche questa sera di questo straordinario film, amici nostri, Quando la moglie è in vacanza, di Billy Wilder, capolavoro assoluto della commedia sofisticata. Io qui veramente ho i brividi, perché l'abbiamo rivisto da poco con la mia compagna, che poi vi faremo vedere, che lei è sofisticata come le commedie sofisticate, ed è di una modernità questo film, veramente, cioè è un film che sembra girato oggi, parla di cose attuali, non è cambiato nulla da quando lo girarono ad oggi, non è cambiato nulla, il maschio è rimasto sempre maschio. Parla di vaccini? Parla di vaccini, di come vaccinarsi per diventare intelligenti. Scritto con un'arguzia incredibile. Poi altro capolavoro di Black Edwards, questo è un film che mi fa sbellicare. Diciamo che forse è una commedia sofisticata, forse no, non lo so, ma può anche rientrare. Quello è il mio numero uno, quello lì è il mio numero uno. Io non mi dimenticherò mai la scena del party dove c'è il trio, il quartetto jazz che continua a suonare attorno a sé schiumogeni, ma loro continuano il momento doc in cui il cameriere, che sembra uscito da una commedia di Stone Lawler e Oliver Hardy, cioè di Stanley Olio, di Gianni Pinotto, che incomincia ad andare in giro ubriaco e con quella scarpa che incomincia a navigare nel fiumiciattolo, che si chiama comunque Hollywood Party di Harry Mancini. Anche questo di Harry Mancini, bellissimo. Mancini è il padre della melodia della commedia sofisticata per eccellenza, ma ci sono tanti altri nomi. Comunque vi faccio vedere una cosa veloce, poi aspetta, c'è Pipio, il più cinico tra i compositori, che dice: io lo trovo terribile il film Moon River, però a Caruccia, ma preferisco nettamente qualsiasi dei Sepultura. Questa grazie Pipio, sei in linea con il romanticismo che noi vogliamo in proprio da sera davanti al camino per ardersi di passione. Eccezionale, Pivio lo adoro veramente, lo vorrei in puntata. Comunque questo è un altro film di cui parleremo. A proposito di caldo, di calore, a qualcuno piace il caldo, ragazzi. Questo è veramente un capolavoro assoluto di Adolf Deutsch, la colonna sonora, che pensavo fosse tedesco, in realtà è inglese. Poi vabbè, altro film di cui parleremo, Sabrina, eccolo lì. Ecco, tanto in questo CD c'è anche Vacanze romane, un solo pezzo, perché la colonna sonora è introvabile. A proposito, scusa, Vacanze romane, siccome tu hai i dischi, no? Io l'ho appena staccato dal muro. Grande, che meraviglia!
Che Ok? bello. Aspetta, Testoni, che ti faccio vedere una cosa che ci rimani esterrefatto. Da quei libri che ho dietro di me, che consiglio a tutti quanti, chiama La commedia sofisticata, di comprarli, soprattutto chiama Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, ci sono delle chicche in quei libri, come per esempio questo è il... Ciao Alessandro Casula, grazie. Questo è il no, questa qua è la ricevuta del premio Oscar a Audrey Hepburn per Vacanze Romane. Cioè, perché danno la ricevuta quando ricevono ti abbiamo dato l'Oscar, non te lo dimenticare. Va bene, ok. Ma la cosa più bella che ho è il bozzetto del famoso vestito di Marilyn Monroe della scena della metropolitana quando si solleva la gonna. Ma dove le trovi queste cose? Scusa, vabbè. In quei libri là, in quei libri lì. Proprio dentro, ok. Comunque, senti, tanto poi ne parleremo di altri. Adesso cominciamo a far entrare qualche ospite e chiediamo, voglio dire, a tutti, a chi ci ascolta anche, se della commedia sofisticata americana anche voi avete un film preferito, qualche cosa da segnalarci. Io prima di questo però voglio fare un po' un attimo il Massimo Privitera e voglio ricordare che la commedia sofisticata americana viene anche chiamata con il termine screwball, che letteralmente che è quello che vuol dire per noi commedia sofisticata, ma per loro vuol dire commedia svitata ed effetto, e deriva dall'espressione del baseball palla girata appunto a effetto. Quindi è come se ci fosse l'effetto sorpresa, ecco, in questo tipo di commedie americane. Allora, chi facciamo entrare, Massimo? Ma io direi qualcuna che forse non conosco, se è ancora lì tra i nostri ospiti. Allora, sì, ho capito a chi ti riferisci. Eccolo qui. Guardala! Sappiate che non conosco questa signora, anche se credo sia mia madre, però non so se ha della bellezza. Lei è proprio sofisticata. Elia, mia madre si chiama Santa Elia Parisi. Allora, speriamo che Elia, ci ascolti? Ci senti? Elia, ci sei? Il bello della diretta, come diciamo sempre, come Pippo Baudo. Mi sa che si è bloccata, perché mia mamma è in Sicilia, ma in Sicilia hanno la connessione dell'Arabia Saudita, quindi... questo... I siciliani mi ammazzano. Mamma, ci senti? La connessione piuttosto debole. Ok. Mamma, qual è per te la... connessione debole, infatti... Mamma, qual è per te la commedia sofisticata del tuo cuore e relativa colonna sonora, se mi hai sentito? Per quanto riguarda colonne sonore, quindi per me è Colazione da Tiffany. Ecco, okay. vedi? Mi senti? Alla faccia di Livio. Infatti. Mamma, qual era l'altro film che ti piace? Che è un film bellissimo, tra l'altro. Quello che mi avevi detto per telefono. Si è bloccata mia madre. Purtroppo si è bloccata, però quello che ci doveva dire ce l'ha detto, voglio dire. No, e qui, adesso è ritornata. La connessione. E va bene, mamma, non ti preoccupare. Massimo, si sente poco e la connessione. E va bene, ti preoccupare, mamma. Ti ringrazio di questa partecipazione a sorpresa, per nulla telefonata. Grazie signora, quello che doveva dire comunque l'indicazione ce l'ha data. Grazie mille. Scrivilo in chat, mamma, ok? Infatti, allora, intanto io qui faccio vedere che perché vi faccio. Allora, c'è questi due signori qui che ci dicono grandi. Chi saranno questi due signori? Ma vabbè, saranno un gruppo rock? Guarda che somiglianza, guarda che somiglianza che c'è. Ciao Susan, ciao. Senza occhiali in quella foto. Che belli che siete. Ma dove siete? In un museo? No, siamo a casa. Che sono belli, guarda come sono fantastici. Loro sono la quintessenza della commedia, della coppia della commedia sofisticata. Bello. Non lo so perché dicono che si tratta sempre della donna dominante, che era un nuovo concetto. Ma dominante nel senso musicale sì. del termine. Non so, io direi sempre diciamo 50-50, allora non so, non voglio nemmeno, no?
Senti. Non sono tanto screwball, non troppo screwball. Ecco. Allora, lei Screwball vengono i brividi perché lo dice bene. Perché lo dice, Lo dice sembra benissimo. incredibile come lo dice bene Susan. Sembra quasi guarda. newyorkese questa donna. Esatto. It's a miracle. Senti, invece volevo sapere da Susan, invece subito, qui da noi la commedia sofisticata americana comunque ha avuto un grandissimo successo sin da subito, ma in America com'è vista? Cioè è considerata una pietra miliare del cinema o lo considerano come da noi il cinepanettone? No, cioè... No, io guarda, cinema panettone è sempre molto da rispettare perché comunque è un genere che piace a tutti, cioè, non per svalorizzare quello, sì. però screwball comedy in America è tipo una cosa che guardi con... Ma mia mamma è nata in 41, l'ha vista questa cosa a volte in cinema, allora... In televisione vanno al pomeriggio quando stai mangiando un snack o qualcosa, ti mangi un biscotto, un latte, guardi... E guardi quello. Sì. Sono belle cose e poi ovviamente a non parlare della musica... Sì. Pensa Susan che da noi invece quando ti mangi lo snack il pomeriggio mandano le telenovelle sargentine una volta adesso i film sulle malattie, quindi proprio i nostri genitori sono distrutti dal malessere interiore, quindi infatti quella è un'abitudine molto italiana, mangiamo e parliamo della morte e la malattia. Noi non abbiamo la TV, quindi no. No, noi non abbiamo la TV. Bravi, quindi fate molto commedia sofisticata a casa. Un po' forzato, sì. Senti, allora ci dite il vostro film nell'ambito delle commedie sofisticate. Io volevo astenermi perché sono un fan di Harry Mancini, quindi dove caschi bene te, come sì, quindi vabbè, uno, Salvatore, uno. Ma tu all'inizio capito? Hai detto avete rubato colazione da Tiffany, poi c'è stata tutta una diatriba, poi siamo andati in Sicilia, abbiamo parlato di questo. Adesso siamo risaliti in Calabria, però sempre colazione da Tiffany. Sì, sì. Ma a me piace tipo questo Seven Year Itch, no? Quella è la cosa della moglie, la vacanza. Sì, quello... No, quello, ma anche ho guardato qualche clip ultimamente, carinissimo. Poi sembra così, che aria che esce della mente. Devi solo mangiare tu un biscotto e stare zitto a guardare. Vai, che è tanto uguale. Ok. Allora, in sostanza Marilyn Monroe Docet, senti... c'è Pipio Biscutta che si è ravveduto sui Sepoltura. Continua, sì, ha detto Pipio... piuttosto che Audrey, ma vabbè, ma anche lì vorrei dire... Ragazzi, le commedie sofisticate di Katharine Hepburn con Cary Grant ne vogliamo parlare? Possiamo anche. Il Pipio mi cita un titolo. Suggerite voi perché ci sono Cary Grant comunque è iconico, allora chi non lo ama? Allora mia mamma lo amava sempre, tipo omnipresenza. Infatti poi tu ti sei preso il Cary Grant della Calabria. Grazie. Ok, senti, grazie. Allora noi vi ringraziamo tantissimo perché adesso abbiamo tutta una fila che dobbiamo rispettare. Certo. Comunque grazie mille. Scusa, una domanda che non c'entra niente, siccome adesso adesso voi dove siete? Siete giù? Non siete? Siamo in Calabria. Temperatura oggi quale? 3-4 gradi. Sì. 3-4 gradi, ok. Però tanto sole. Sole però. Anche qua oggi 5 gradi, ma c'era il sole. Invece mia madre in Sicilia c'era 22 gradi, 23 gradi, 24 gradi. Ma veramente. Vabbè. C'era gente al mare ieri. Allora noi anticipiamo ma non anticipiamo, attenzione perché questi due signori, la signora Di Bona e il signor San Giovanni, li rivedrete tra qualche tempo, presto, prossimamente, tra di noi. Una grande performance e non diciamo altro. Non diciamo altro. Ma noi non sappiamo niente di tutto questo, è la prima volta. Certo. Bravi. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.
Ci sono i commenti di Eugenio Tassitano che sarebbero da mettere in evidenza. Allora, vediamo come... Allora, leggi tu, mentre io... Allora, come commedie sofisticate trovo straordinario Scandalo a Filadelfia e I Dimenticati. Come musica non posso che citare La congiura dell'innocente di Herman, anche se quella è una commedia nera, ma ci sta benissimo, anche perché è una screwball, come dice la Susan, che è impareggiabile. No, Bernard Herrmann ci sta bene sempre. Per i compositori dice anche Eugenio che il protagonista è un musicista, la stupendissima Baciami stupido del super genio Billy Wilder. Ragazzi, Wilder ce l'ho nella mia lista piacevolissima di grandissimi autori. Sai quando fai una lista e dici ma chissà chi è, quali sono le commedie sofisticate, e mi sono accorto che erano tutte di Billy Wilder. Vedi? Allora, dunque, noi abbiamo ecco uno storico, andiamo avanti con uno storico incontro. Allora, vai. Dai, allora, faccio venire la tua socia, io il socio e te. Eccola qui, ciao Daniela. Bravo Bocconi, che casualità, che cosa inaspettata. Ciao. No, infatti è strano proprio questa cosa, vedi? È il gemellaggio vero tra Vis-a-Vis e Soundtrack City. Quindi... Ci siamo tutti. No, mi è piaciuto tantissimo il commento prima della ragazza sul fatto che noi italiani mangiamo mentre ascoltiamo morte e malattie. È stato bella come visuale, sì. Come ci vedono dalle altre parti. Però aspetta, abbiamo avuto la variazione, prima eravamo mafia, pizza e mandolino, ora siamo snack, pomeriggi e morte, che anche è un'evoluzione che ha una certa importanza. Ma sì, perché no? Vabbè. Allora, il mio film non è tra quelli più conosciuti, nel senso che è un film della Sandra Dee, si chiama Una sposa per due. Io credo che la colonna sonora sia stata fatta anche da uno dei protagonisti, se non ricordo io non lo male. conosco questo film, cioè Una sposa per due. Però tra l'altro l'altra volta abbiamo fatto la puntata con Daniela ha tirato fuori un film con la Lucy È questo. Anche quello della Lucy Ball, sì. Quella della Lucy Ball, che cos'era? 7 metri da me, 12 metri da me. 12 metri d'amore. D'amore, hai visto? Allora, leggo intanto Una sposa per due del 1962, un film commedia diretto dal regista Henry Levine. La trama è tratta dal romanzo di Winfred Wolf, Un matrimonio perfetto. Ah, ok. Colonna sonora... Sono 2 le canzoni scritte, musicate e cantate da Bobby Darin per questo film, If a Man Answers e True Love. Non conosco. Beh, guarda, Daniela... È un film molto divertente, molto ironico, molto sagace. È uno dei miei preferiti in assoluto della commedia sofisticata. Vedi? E tu ce l'hai già, ok. Vabbè. Perché io c'ho la regia qua, c'ho la regia di una persona che tu lo sapevi quello che Daniela diceva. Non è vero, no, non gliel'avevo detto. Non gli dico mai niente. Sappiate che noi con Vis-a-Vis non ci diciamo niente, togliendo soltanto di che cosa dobbiamo parlare, cioè il film o la serie, per il resto non ci diciamo nulla, è tutta una sorpresa, quindi rischiamo di fare anche delle belle... Allora, io invece voglio chiedere a Daniela invece questa cosa. Quando si è trattato, no, che noi, che Massimo ha detto, senti, facciamo qualche cosa su San Valentino, è venuta in mente la commedia sofisticata, non i film romantici, non... Secondo te, perché ha un senso tutta questa cosa o è una come posso dire, è arbitrario come accoppiamento? Come mai viene in mente quel tipo di commedia lì? Allora, aspetta, è venuta in mente a voi quel tipo di commedia? Sì, no, mi domando se siamo strani noi oppure c'è un minimo di... Sto per dire una cosa veramente brutta e brutale, nel senso che secondo me chi ha un certo background nel settore o chi ha una certa formazione va ad attingere a quello che è il passato, perché il passato alla fine dà un imprinting su tutte poi il resto, film anche odierni, perché se noi guardiamo i film del passato, quante volte ci troviamo davanti a film odierni che attingono, continuano a ripetere sempre le stesse cose alla fine. Quindi ci sta che voi, con la vostra conoscenza e il vostro progresso, abbiate attinto da lì. Onestamente ci sta tutta, no? Ragione, peraltro appieno.
No, ma peraltro si dice che in realtà la commedia sofisticata non è mai finita. In realtà, ad esempio, Tutti i pazzi per Mary altro non è che è un film di quanto? 10, 15, 20 anni fa, non lo so quanto. 20 però, insomma, anni tutti, secondo me. 20 anni tutti, però non si parla del periodo quello storico che va dai 40 ai 60, 70. Insomma, vedo che il filone, in qualche modo, quello della commedia, chiamiamola sentimentale, in qualche modo evoluto, ma resta. È evoluto, ci sono anche i Perfetti innamorati che avevamo nominato noi l'altra sera, è su quel filone, però comunque fa l'occhiolino a quel tipo, no? No, sì, dicevamo con Pretty Woman che faceva l'occhiolino a quando la moglie è in vacanza, con la scena del dito dell'alluce nel rubinetto. Esatto. Senti, però è troppo ghiotta l'occasione, cioè qui Daniela lo devo dire, scusa Daniela, l'abbiamo fatta a tutti, è assurdo che non la facciamo la domanda, mi dici la tua canzone originale di un film che ti è rimasta particolarmente attaccata? No, ma di quel periodo Cascate male. Dove ti pare a te, quello che ti pare a te, in quel film qualsiasi. Questi sono i soliti 15-20 secondi che... No, perché ne ho talmente tante, nel senso lo so, il problema è quello. Purtroppo Moon River rimane tra le mie in assoluto. Però i Maroon 5 in Love Actually è la mia seconda. Ok. Abbiamo vedi? Una botta di contemporaneità. Tra l'altro ci tengo a dire una cosa, giusto perché non voglio fare nessuna promozione al programma Vis-a-Vis, ma oggi siamo andati online con 2 playlist canzoni d'amore italiane e straniere, diciamo secondo la nostra modesta opinione. Un po' schizofreniche, ma ci stanno. Sì, un po' schizofrenica, ma ci sta. Poi su Colonna Sonora ho messo invece il Love Teams del cinema, che quella ci sta anche. Va bene, Dani, ti ringraziamo. Ci vediamo alla prossima puntata per pura casualità. Ciao Daniela. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Senti, ho saputo che c'è un nostro caro amico, il Battitore Libero, che gli si sta spazientendo la moglie e vorrebbe venire in diretta, credo. Allora, però io non lo vedo dal backstage. Vediamo un po' se lo faccio entrare. C'è il nome. C'è il nome, però non si vede nulla. Non sappiamo, ci sappiamo il nome e cognome, ma non sappiamo come sono fatti. Già mi ha fatto nero, capito? No, comunque sei inquietante, siete inquietanti così. Ma scusa, perché tua moglie si chiama Carbonoli, quindi siete versione carbone in questo momento? Bravo, esattamente. Senti, come comico devo dire che vabbè. Senti, aspetta, dai, fammi uscire che provo a rientrare, vedo se la videocamera che problema ha. Ok. Allora, senti, mentre lui cerca di rientrare in qualche modo, dici un po' qualche altro titolo di quelli che avevamo scelto. Guarda, allora, tanti titoli. Tra l'altro, Vacanze romane, che tu hai fatto vedere, è un capolavoro, anche quello incredibile. Tra l'altro volevo far vedere questa cosa meravigliosa, sempre da quel libro lì, ho sgamato, questo è meraviglioso. Ragazzi, questa qua è il piano di produzione di Vacanze romane con tutte le scene che doveva girare Audrey Hepburn. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Questa ve la faccio vedere così, guarda, il piano di produzione con le sequenze che doveva girare Audrey Hepburn. Comunque, togliendo queste chicche da questi libri, ma io direi, intanto volevo dare un consiglio, per chi ama i film di Marilyn Monroe, che a buona parte sono delle commedie sofisticate, c'è questa raccolta bellissima che se trovate ancora è tutta una raccolta non solo di canzoni ma proprio di colonne sonore originali. Qua trovate Alfred Newman, trovate infatti quando la moglie è in vacanza, trovate quest'altro capolavoro che il mio caro amico Marco Testoni aveva messo, Come sposare un milionario, altro commedia sofisticata incredibilmente bella con le musiche di un grandissimo, di uno dei padri della musica per film, Alfred Newman. Ma io direi che quando dici padre, perché c'è stato anche un figlio, il nipote, esatto. È la famiglia più importante nell'ottava arte, perché tutti quanti hanno voluto diventare, tranne qualcuno, qualche sorella, qualche fratello, che sono andati, comunque sono rimasti nel cinema, regista o sceneggiatore. La famiglia Newman, se cito Randy Newman, Thomas Newman, David Newman, Lionel Newman, ragazzi, una famiglia dove tutti diventano facenti parte della musica per immagini, è incredibile. Comunque questo è un altro capolavoro che dicevamo, a qualcuno piace caldo,
Adolf Deutsch, musiche, cioè perché a me piace la commedia sofisticata? Perché ci sono quelle musiche, in siciliano si dice, mia mamma me lo diceva sempre quando ero piccolo, si dicono musiche da sciddico. Ora spiego un po' la terminologia un po' arcaica, da scivolo, cioè quelle musiche che tu scivoli sul divano e ti abbracci la tua amata e nel frattempo ti coccoli e ti adagi su questa musicalità che comunque per lo più sono pezzi jazz, swing, anche se devo notare che la maggior parte di queste colonne sonore hanno una musica che si rifà agli stilemi, si rifà a quell'aura compositiva che era di George Gershwin. Cioè Gershwin, queste colonne sonore, anche Sabrina, Vacanze Nomadi, tutti hanno come punto di riferimento George Gershwin, come farne a meno, vorrei dire. La famiglia Newman tipo come la famiglia Bach, è giusto, per esempio Eugenio Tassitano fa delle considerazioni incredibili. Allora, nel frattempo, aspetta, il battitore libero è arrivato e sembra accanto alla moglie. sia addirittura visibile, quindi io lo faccio entrare. Eccolo lì, il battitore libero e la povera Ilaria Carbonori che del battitore libero la strega della situazione. No, è rimasto così dall'altro giorno, non so di chi è la colpa, io penso di quello col pizzetto bianco. Vabbè, comunque, io da buon siciliano non dico nulla, non ho visto niente e non ho sentito niente, ma ti posso dire che è quello là che sta di qua. Scusami. Quello che sta di là. Allora, dall'altra parte. Domanda Ilaria, perché mi sembra di capire che la vera esperta sei te di commedia sofisticata. Allora dici qualche titolo, dai, di quelli che... Allora, veramente mi avete un po' preceduto, perché mentre leggevo e eravamo in attesa, i miei film del cuore li avete nominati tutti, però io Scandalo a Filadelfia lo metto per primo, perché Katharine Hepburn l'adoro. Poi c'è Cary Grant che è il mio amore segreto, ma mica tanto. Però posso aggiungere Alta Società, che è il remake di Scandalo a Filadelfia e che ha bellissime musiche. Con questa ragazza ha studiato, attenzione. Hai visto? Ma io mi preparo, sai. Ma in realtà davanti a tanto parterre. Ilaria è la ghostwriter di suo marito. Assolutamente. Sono sempre qua dietro io. Infatti, lei oggi solo perché è il nero di Pierluigi, capito? Brava, solo perché San Valentino l'ho fatta venire in video, sennò lei sta sempre 20 centimetri lì fuori dalla visione della camera e suggerisce quei cartelli come televisione. Vabbè, senti, vabbè, battitore, lo chiediamo pure a te, dai, su, dici pure te allora. No, vabbè, dai, io ma sono un po' una voce fuori dal coro. Bello. No, vabbè, ecco, parliamo di musica. Per me la musica più bella di quell'epoca lì è assolutamente Moon River, proprio non c'è il tema più bello d'amore che sia mai stato scritto, è quello. Però di poco successivo io volevo fare una tiratina d'orecchie al maestro Privitera, perché ho visto oggi la sua playlist, playlist che ha pubblicato. E io mi è venuto in mente che c'è un brano che secondo me racconta l'amore, lo scoppio d'amore credo come nessun altro. Voi sapete quanto io amo Morricone, no? Quanto potremmo parlare, abbiamo parlato e ne parleremo ancora, ma c'è un piccolo accenno di Nino Rota che a un certo punto nella strada fa una roba che è una cosa che non ce n'è per nessuno. Se volete ve la posso far sentire, sono 2 secondi non so se riesco a condividere, secondo te? Ma se c'è il pianoforte, falla al pianoforte. No, il pianoforte o il violino, no? Quello è lì per appoggiare i libri e cose, capito? Non so, io credo che tu suoni, e se tu non suoni il violino, potresti provare col violino. No, vabbè, da solo non è fammi vedere se riesco a condividerti questa cosa qui. Questo è share screen. Share screen, sì, infatti. Share screen, dai, vai. Con l'audio. Vai. Per capire che fai anche il docente. Eccolo qua. Sei bravo. C'è. Bravo. Vedete? Okay. Lo vedo. Lo vedi? Ok, vediamo se riesco a metterlo in play perché l'avevo messo a punto. Sperando che in questo momento non ci bannino, ma mi auguro di no. No, ma facciamo subito. Vai. Sì, ma alza il volume perché... E dovrebbe uscire comunque. Sì. Ho capito qual è.
Questa lui nel balletto, nella versione del balletto, la mette quando Gelsomina e il Matto hanno il loro momento di... Ok, sì, no, ma questa tutta è grande, questa colonna sonora, questa è grande. Ha ragione, mea culpa, però in realtà ho fatto un omaggio a Pierluigi Pietronino nella mia playlist di oggi, perché ho messo Fantasma d'amore di Rizzo Ortolani, che ho visto. Ma tu con sto Rizzo Ortolani perché giusto a un nome a caso. Quante ne vuoi? Registrammo un matrimonio che adesso è un periodo che me la sto ascoltando, che l'ho appena arrangiata per quintetto e mi sto drogando di sempre di quella colonna sonora lì, che era sempre una serie TV di Pupi Avati, e con questo tema che è una cosa che guarda, è un trattato di composizione di una bellezza meravigliosa. A proposito, me la state servendo su un piatto d'argento, queste persone che vedete qui, il Battitore Libero, Massimo, Marco, la prossima settimana, domenica, sempre a questa stessa ora, andrà in onda l'intervista che abbiamo fatto a Antonio e Pupi Avati, dove ovviamente parleremo di Rizzo Ortolani, ma parleremo soprattutto del suo ultimo film, che mi è piaciuto non tanto di più, lei mi parla ancora, credo anche a te, no? Mi sembra di capire, caro Pierluigi. Assolutamente. Un film. Quindi non mancate la prossima settimana all'intervista a Antonio e Pupi Avati. Allora, io vi ringrazio tantissimo. Il Battitore Libero è la moglie del Battitore Libero, la moglie che noi ringraziamo. Almeno un 6 me lo date, che siamo in chiusura del primo quadrimestre, un 6. sì, però diamo un 10 a tua moglie per la pazienza, perché noi ti conosciamo, e quindi per l'amorevolezza e per il fatto che comunque compare costretta da te. E questa cosa diciamo che le dà un grande onore. Io glielo do 10 per la conoscenza che ha avuto della materia, con le 3. Brava Ilaria, assolutamente. Va bene, grazie ragazzi, grazie, complimenti. Ciao. Grazie. E allora abbiamo qualcun altro? Io direi che Dulcis in fundo mi sembra il minimo che noi possiamo fare, caro Massimo. Io tra un po' verrò a stanare qualcuno lì a Milano. Allora facciamo questo incontro Roma-Milano. Allora, aspetta, metto qua vicino a me. Mentre compare la tua, ok. anche la mia. Va bene. Allora, eccola qui, Lorenza. Ciao ragazzi. La mia dolce età. Lei è una donna da commedia sofisticata, sempre stata. Guarda che però bellezza. Sono una da Kleenex davanti alle commedie sofisticate, cioè sono una fan di quelle. Già a colori mi disturbano, ma i film in bianco e nero, proprio una cosa. È devastante, piange in continuazione, cioè continua, capito? Perdite acque, capito? Le acque non è bello. Comunque, anche perché con l'età che avanza, insomma, abbiamo, no, perché vorrei dire che io condivido questa sensazione, questa emozione con Lorenza. Intanto saluta Susan, che poi ora della fine ci si incrocia a distanza sempre. Sì. Io comunque condivido la sensazione, diciamo il sentimento che ha espresso Lorenza, perché io piango anche con la Mulino Bianco, quindi figurati, cioè io con le pubblicità piango. Cioè una cosa proprio che è proprio a dirotto. Io posso dire che io ho un'opera lirica che ormai è leggenda in famiglia, che è la Bohème. Ho chiamato 2 cani, Rodolfo e Mimì, in onore della Bohème, e quando ero piccola ciao Claudia! Lei è Claudia. Quando ero piccolina e sentivo la Bohème, io partivo all'ultima nota che col richiamo del sono andati, fingevo di dormire, e partivo che spalancavo la bocca facendo e mio nonno girava canale, ma così l'opera la mandavano 2 o 3 volte l'anno, la stessa scena davanti all'opera e mio nonno pronto a switchare. Posso assicurare che una volta l'ho vista tipo la mattina che piangeva perché c'era Radio 3 che mandava la Bohème, proprio lui piangeva da sola dentro casa con le cuffiette, una scena tristissima proprio. Senti, caro Lorenza, ci dici il tuo film preferito dal punto di vista delle commedie americane? Allora, quel quadro Vacanze romane che vi ha fatto vedere Testoni, in realtà è mio, perché io quando venni a Roma da quel di Milano
in vacanza e poi ci sono rimasta, è diventato l'emblema della mia vita, quindi sicuramente quello è un lavoro fantastico. Io sono un'innamorata. Con le musiche di Georges Auric, che è un francese, che tra l'altro bello tutto. Faccio vedere la copertina, dai. No. Okay. Mi piace leggere da questo libro di Ermanno Comuzio, che è il dizionario dei musicisti. L'intellettuale e il prosaico, sì. Infatti, dove Comuzio dice che di Georges Auric la colonna sonora di Vacanze Romane è una partitura piacevole ma superficiale. Di noi critici. Lo devo dire, lì è bello il film, però tanto commedia finisce un po' maluccio, povero Stella, cioè non finisce proprio molto bene. Non è che muore, però no, non muore, però insomma non stanno insieme, lei è destinata al suo... Vabbè. È un po' come te e Testoni nella stessa casa, ma non state insieme. No, nel senso che non ci vediamo mai a furia di lavorare, certo. Esatto. Poi sicuramente a qualcuno piace caldo, ma una puntina la voglio dedicare al thriller commedia con La finestra sul cortile, che è un capolavoro. Poi me ne ero segnato un'altra, è Caccia al ladro. E poi se vogliamo a proposito di Cary Grant che ci fa sangue, sì. Vogliamo aggiungere Sciarada e Arabesque? Vabbè, ma lì dove caschi bene, dai, su, lì quelli sono film veramente straordinari. Straordinari. Claudia, ma tu piangi con i film sentimentali? No, infatti adesso vorrei sapere Claudia che dice. Io Claudia. con tutti, mi piacciono tutti, piango. Lei piange anche sempre, peggio di lui male. Lei piange anche come Home Garden TV quando vediamo le case, perché non è nostro. Questo mi emoziona. Come no? Allora, ma invece scusa, te lo volevo chiedere, te lo chiedi il mio socio, che siamo lontani, vai. Mi piace, molto divertente anche quando la moglie va in vacanza. Sì, vedi. Senti, invece io vi dico una cosa, no? Come consiglio finale. Allora, io ieri ho visto, appunto, a proposito di commedie, forse non c'entra assolutamente niente con la commedia americana, però mi è capitato di vedere su Amazon, penso, un film che voglio consigliare a tutti, che è Parigi a piedi nudi, un film ma proprio carino, ben fatto. Allora, non conoscevo gli autori, sono Dominique Loro sono belgi e Fiona Gordon. Vedetelo, sono due danzatori che vengono anche dal circo, che fanno un omaggio tra Tati e Chaplin, romanticissimo, delicatissimo. C'è pure dentro Harold the Mod in un qualche modo di citato, ci sono citazioni ma con una colonna sonora non penso che ci sia nulla di musica originale, ma gradevolissima anche nelle scelte. Non vi voglio dire nulla, però chi ha Amazon, andatevi a vedere Parigi a piedi nudi, è veramente sorprendente. Mi ha fatto venire in mente un film bellissimo che amo sempre, che purtroppo lo danno in televisione, sembra un'ora tarda, che io faccio una fatica immane perché certe volte finisce alle 2 di notte, che è A piedi nudi nel parco. Bello, sì. Ragazzi, capolavoro, con le musiche di Neil Hefti, quello che scrisse il tema di Batman storico televisivo, ma è un film che è di una bellezza. Cioè io mi ricordo ogni volta c'è la scena che questi devono salire 5 piani a piedi e la madre di lei, della Jane Fonda, che arriva distrutta, che se fosse salita mia madre 5 piani un infarto gli sarebbe venuta, invece lei è bellissima, cioè è una cosa straordinaria. Nel frattempo c'era Eugenio Tassitano, lo faccio rivedere. Bravo, sì, bravo. Ma Eugenio, ragazzi, è un compositore. Grande compositore, segnalo il bellissimo Noir Rififi con ottime musiche di Auric. Anche questo per ignoranza non lo conosco, quindi me ne vado con tante cose da andare a vedere, chissà dove, però insomma da qualche parte staranno. Il problema, voglio fare una sorta di mini polemica, l'ho fatta già nella puntata con Daniela, dove abbiamo parlato in realtà di Pretty Woman, Notting Hill e tante altre commedie più moderne. Ma sapete che io cercavo l'altro giorno, le settimane scorse, volevo fare vedere alla mia bellissima compagna Sabrina, volevo fare vedere Vacanze Romane, a prescindere che alcuni film ve li ho fatti vedere, ce l'ho in DVD, e Deo grazie che ce l'ho in DVD, perché questi film vecchi, che poi vecchi non sono perché sono più moderni di quelli attuali,
non si trovano né su Infinity né su Amazon. Guarda, una volta su Sky c'era un canale che si chiamava Sky Classic e facevano vedere di tanto in tanto cose di questo tipo. Adesso ti voglio dire che molte se ne trovano in realtà anche su YouTube stesso. Sì, quindi... alcune a pagamento, per fortuna a pagamento anche poco, perché 3 euro, 4 euro, non di più. Però è assurdo che abbiamo tutto sto benedito di streaming con film anche di cui la buona parte non ce ne può fregare di meno, perché sono anche belle ciofeche. Ma metteteci dei classiconi, caspita, facciamo scoprire allora, ai vi ragazzi annuncio, e Marco non se lo ricorda. Ecco, aspetta, nel frattempo Eugenio Tassitano ci dice che Rififi è su Prime Video, quindi grazie. Allora, che a parte ci sono un po' di cineteche in Italia che comunque hanno questo materiale, alcune lo mettono a disposizione. Io sto collaborando con la Cineteca del Veneto che sta mettendo a disposizione una marea di film in bianco e nero, muti, grandi classici, eccetera, che approderanno in buona parte gratuitamente su Teca TV. E lì, nei sogni di questo staff che sta facendo un lavoro mostruoso di recupero, restauro, digitalizzazione, c'è proprio questo discorso di mettere a disposizione del grande pubblico anche i grandi classici. Chiaro, come dire, il lavoro è importante, poi ci sono tutti i permessi, cioè tutto un flusso di materiale, non è che arriva tutto, però è anche, io sto vedendo delle cose pazzesche che leggevo sui libri, ma non avevo mai visto, insomma, che piano piano stanno arrivando. Peraltro non ci sono solo i grandi classici americani, ci sono i grandi classici italiani che anche lì... I francesi, vogliamo dire quelli francesi. In generale europei, voglio dire, e noi magari quello che vediamo sono sempre le stesse dozzine di pietre miliari, ma magari non i minori. Che vuole dire Massimo? No, io volevo fare volevo dare un suggerimento, mi volevo alzare ma non voglio scomparire, lasciare solo lei da sola, anche a tanto è più bella, quindi non è... Ma guarda, è molto meglio, infatti puoi andare tranquillamente, vai. Lo faccio così, non mi vede su. Vai tranquillamente. Prendo una cosa perché ci tengo a farla vedere, anche se in realtà è più che altro da un punto di vista cinefilo didattico, ma vi consiglio a tutti di recuperare questi DVD. È un documentario in la bellezza di sono 496 minuti uno e 434 minuti l'altro, c'è un'eternità, però ve lo consiglio perché qua c'è tutta la storia del cinema, è un documentario bellissimo fatto da un francese, da un belga credo, in realtà un belga sì, e qui scoprite che oggi, forse è andato su Sky questo, su Sky, ma è andato anche al Festival di Cannes, se non ricordo, Venezia, non ricordo, una dei due, e ci vogliono 12 ore per vederlo tutto. No, sono varie puntate, su Sky lo davano varie puntate. Ma ci tengo perché qui si scopre veramente che oggi non si sono inventati nulla. Quando rimaniamo a bocca aperta per certo cinema, certi capolavori che li chiamiamo così, ormai è anche un termine aggettivante abusato, in realtà, come diceva benissimo anche Lorenza, nel cinema muto, ma soprattutto nel cinema in bianco e nero, che ci siamo per lo più dimenticati, Éric Rohmer, grande Giampiero. Ma che stiamo scherzando, è un grande, no, anche infatti. Abbiamo dei registi, abbiamo avuto dei registi che sono stati dei grandissimi, dei grandi. C'è tutto il cinema che oggi conosciamo, cioè che oggi vediamo e ci meravigliamo. No, assolutamente, si ripete certo. Mi sono dimenticata di citarvi un film che cito tutte le volte che passo vicino alle montagne se c'è un po' di nebbia, che è Brigadoon, che è un gioiello di Vincent Minelli. Guardavo adesso la colonna sonora e di tale Friedrich Loewe, che così ha fatto My Fair Lady, peraltro. Brava. E quel film era un gioiello, un capolavoro, e non si vede più, cioè si vede mai. No, ma se lo vedi, lo trovi su Rai 3, che ne so, alle 4 del mattino, senza gli insonni come me. Ma non va bene, facciamoli vedere, magari in seconda serata, non dico in prima serata perché sarebbe troppa cultura per gli ignoranti attuali, però facciamoli vedere almeno in seconda serata. Io in realtà questo tipo... Dimmi, scusa. No, dico, in realtà questo tipo di film d'estate li fanno vedere moltissimo i classici, no? Per riempire il palinsesto. A riempimento notturno. Però io dico che la commedia sofisticata, e magari poi la chiudiamo qui e diamo quest'ultima perla di saggezza, se così si può chiamare, in realtà nella commedia sofisticata rientrano anche tutti i più grandi musical della storia del cinema. Cioè volete mettere che West Side Story o quello che è Brigadoon o My Fair Lady o tutti insieme appassionatamente, anche se c'è il finale che non è proprio sofisticato e allegro, ma tutti quelli là rientrano pur nelle loro canzoni perenni e bellissime e orecchiabilissime, comunque rientrano nella commedia sofisticata.
perché Ello Dolly, Gigi. No. Gigi, mamma mia, che facciamo una cosa, dai, tanto si farà. Non lo vedo, mia mamma mi fece vedere Gigi, che è un capolavoro totale, Maurice Chevalier, mamma mia di che parliamo. Adesso piange, attenzione. No, facciamo un'altra puntata magari dedicata al musical, perché anche al thriller e anche alla commedia europea. La commedia europea, ragazzi, abbiamo dei capolavori. Tutto Ettore Scola e Trovaioli, ma non solo italiana, se vai in Francia c'è tanta roba anche lì, insomma, quindi va bene. Senti, allora tutto quello che dobbiamo dire abbiamo detto. Noi vogliamo ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno seguito, ci hanno dato dei consigli, delle dritte una dopo l'altra. Quindi aspetta, qui c'è Pierluigi che vuole dare il suo sigillo, vacanze va bene. Però finisce male per Luigi, finisce male, non è romantico, finisce male. E allora, se vogliamo fare un classico noir francese sul suggerimento di Eugenio Tassitano, vedetevi Crispy, che non sono i biscotti della Mulino Bianco. Va bene, e con questa lapidaria sentenza di Massimo Privitera noi salutiamo tutti. Ciao Claudia, ciao Lorenza. Ciao Lorenza, ciao, ci vediamo più tardi. Bravi, ricongiungetevi in casa, ricongiungetevi. Ciao Buon San Valentino a tutti e buona musica. Auguri, ciao. Ciao.